Il primo anno di amministrazione comunale a Favara, a guida del sindaco comunista Antonio Palumbo, è stato affrontato e discusso in Consiglio comunale. Il primo cittadino, infatti, ha presentato alla massima assise cittadina, così come prevede la legge, la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Una relazione, la prima che predispone il sindaco Palumbo, che è arrivata in notevole ritardo, essendo lo stesso stato eletto nell'ottobre del 2021, per cui detta relazione copre il primo periodo, ottobre 2021-2022, e doveva essere presentata oltre un anno fa. E proprio il ritardo nella presentazione è stata la prima critica mossa al sindaco Palumbo, un argomento che su stimolo del consigliere comunale d'opposizione Alessandro Pitruzzella era stato attenzionato anche dal parlamentare regionale di Sud Chiama Nord Ismaele Lavardera, che nell'evidenziare questa mancanza all'ARS ha chiesto l'intervento dell'assessore alle autonomie locali Messina. Ma sentiamo il sindaco Antonio Palumbo. Eh sì, oggi si è discusso della relazione annuale 2022, purtroppo presentata in ritardo, ma abbiamo avuto mille altre emergenze e quindi l'abbiamo potuto presentare solo oggi. Una relazione che, anche se qualche consigliere comunale ha cercato di deviare l'argomentazione su altro, in realtà è chiara. Parliamo di fatti, di numeri, di circostanze, un lavoro enorme fatto solo nel primo anno, si è rientrato in tantissimi organismi sovracomunali, si sono presentati più di 30 milioni di euro di finanziamenti, 16 che già sono a cantiere, quindi a breve avremo i risultati, si è fatto un lavoro enorme nella digitalizzazione dell'ente, si è messo macchina alla riorganizzazione amministrativa e del personale, si è fatto tantissimo lavoro che magari non viene immediatamente percepito ai cittadini, ma che darà sicuramente i suoi frutti. Si sono poste le basi per quello che può essere un lavoro futuro. Questa mancata relazione o comunque questo ritardo è stato anche oggetto di un intervento a livello dell'Assemblea regionale siciliana, addirittura con la richiesta di un'ispezione. Eh sì, si è fatto un intervento, ripeto, intanto presentare la relazione annuale è giusto, e mi sono scusato inizialmente con la mancata presentazione nei tempi corretti. L'unica cosa che comunque non condivido è andare a Palermo a cercare di far polemica sulla relazione annuale, quando qualcuno potrebbe andare a Palermo per cercare di intercettare finanziamenti o comunque aiutare la città sulle cose che i cittadini veramente poi sentono come bisogno. Mi è sembrata un'esagerazione a perdere tempo, anche perché ho dovuto sentire consiglieri comunali, ex assessori, che si sono lamentati della mancata presentazione della relazione annuale, quando loro erano assessori ne hanno presentato una forse per sbaglio e non ne hanno presentato. Tre cose su tutte, sindaco, in questo primo anno di relazione. Su tutte, intanto l'aver sfruttato al massimo quello che sono i fondi PNRR. Pochi comuni in Italia come noi sono riusciti a farlo, ripeto, più di 32 milioni di euro di finanziamenti, l'avvio della digitalizzazione dell'ente che ci potrà portare nel futuro a risolvere tutti i problemi che oggi abbiamo, soprattutto per la riscossione tari e quant'altro, soprattutto i servizi ai cittadini, e quello che è stata la vera rivoluzione, cioè il fatto di aver messo mano al poco personale comunale che abbiamo, valorizzando le professionalità che non erano mai state considerate e incominciando a dare veramente una guida a un personale che ha lavorato tantissimo ma che negli anni è stato lasciato un po' a se stesso. Il rammarico di quello che magari forse non hai iniziato, non sei riuscito ancora a fare? No, ma il rammarico no, perché quando mi facevano la domanda in campagna elettorale cosa fare i primi 100 giorni, sempre rispondevo che era una domanda fessa. I primi 100 giorni un sindaco riesce a capire bene e forse neanche la situazione reale dell'ente. Il programma viene sviluppato da 5 anni e deve avere un'amministrazione il coraggio di programmare, sapendo anche che a volte magari i risultati o i frutti li coglieranno gli altri, ma uno che ha la coscienza a posto e sa come si amministra, sa che ci vuole il tempo, sa che ci vogliono gli anni, e nel frattempo abbiamo affrontato pure tantissime emergenze. Negativo, come era prevedibile, il giudizio da parte dei consiglieri d'opposizione intervenuti, Pitruzzella, Indelicato, Montaperto, Pirone, che hanno evidenziato la poca incisività, ognuno con diverse argomentazioni, dell'azione di Palumbo, non solo nel primo anno di sindacatura alla quale si riferiva la relazione presentata, ma nel complesso della sua amministrazione.
Soddisfazione invece è stata espressa per la maggioranza dal consigliere della lista Favara per i beni comuni Pasquale Cucchiara. Ma sentiamo la consigliera Carmen Virone. Giudizio personale, così come ho detto anche in seduta pubblica nel mio intervento, è che sono rimasta rammaricata di quanto infatti è stato descritto dal nostro sindaco, perché nonostante ha presentato in ritardo la relazione, i contenuti purtroppo sono stati poco rilevanti, anche perché poteva benissimo, visto il ritardo e visto proprio che, come dice lui, ho fatto una lezione di giurisprudenza, nel rispetto dei tempi avrebbe potuto portare 2 relazioni per poter descrivere i 2 anni, visto che ormai siamo quasi all'inizio del terzo anno del suo mandato politico. La legge dice una relazione sullo stato di attuazione del programma. Sì. È stato attuato? Lui dice di sì, ma noi non abbiamo visto tutte queste cose che ha descritto, tutti questi obiettivi raggiunti nel suo primo anno che ha descritto, perché fondamentalmente ha descritto l'anno che va da novembre 2021 a novembre 2022. Il giudizio quindi è negativo? Direi di sì, spero che faccia bene la prossima, così come è stato il mio invito a produrla in tempi brevissimi e soprattutto con situazioni più realistiche che rappresentano veramente la situazione della nostra città, quella che sta vivendo realmente.